Io sono andata a Eraclea anche l'altro giorno, la gente ha ancora paura, cioè perché questo personaggio era un personaggio veramente... Allora, voglio dire, il comandante dei vigili che ha osato dare la multa al figlio di Donadio, cioè avevano architettato, dovevano fargliela pagare, per cui volevano bruciargli la macchina. Poi non è stato fatto perché comunque sappiamo adesso che c'erano le indagini in corso. A un maresciallo dei carabinieri che dava fastidio con le sue indagini, anche lo stesso avevano architettato, Cioè con progettato rappresentanti delle forze delle dell'ordine. forze dell'ordine, per cui voglio dire adesso, siamo sinceri, è molto semplice dire dovevano, facevano, però dobbiamo trovarci in mezzo a quelle cose. Esatto. Io l'ho definita, la definisco la camorra della porta accanto, perché nello shock che ho vissuto è scoprire tra i nomi degli arrestati il mio vicino di casa, confinante, oppure Che conosci che bene conosco e di bene. cui non avresti mai sospettato. No, era un personaggio che aveva avuto dei problemi per evasione fiscale, ma voglio dire, di là, cioè, a pensare che poi gli contestassero l'associazione per delinquere di stampo mafioso, insomma, ce ne passa. La cosa che più gli ha fatto rabbia è che, sentendo le intercettazioni, monitorando questi, anche i veneti assumevano le modalità, la mentalità mafiosa. E allora loro dicono, vabbè, i mafiosi sono i meridionali, ma qui non ci sono solo meridionali. E quindi non si parla più di infiltrazione, Ferdinando, si parla di radicamento. Esatto. E quindi è importante adesso, tutti quanti insieme, reagire perché gli anticorpi noi ce li abbiamo, noi siamo brava gente.